Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato te, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto anche nei cieli». Voi dovete sapere che nel secolo I avanti Cristo c'era una città di nome Panea, a nord della Galilea, e famosa per il suo grande tempio al dio Pan. Erode di Filippo decise di cambiare il nome della città e chiamarla nel 14 d.C. Cesarea di Filippo, in onore dell'imperatore Tiberio. Il racconto del Vangelo che abbiamo ascoltato si consuma perciò in una città fortemente impregnata del potere dell'imperatore di Roma. Ed è in quella città che Gesù interroga i suoi per sapere che cosa la gente pensa di lui. E subito dopo, non è il Vangelo che abbiamo letto, ma è chiarissimo, per rivolgersi direttamente ai discepoli domandando loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Le intenzioni di Gesù sono chiare: aiutare i discepoli che lo seguono a capire, da una parte, che solo quando l'autorità è sganciata dal potere, questa è al servizio del bene comune, e dall'altra parte a comprendere come il potere sia sempre veleno allo stato puro per il cuore umano, perché ci spinge a dominare con ogni mezzo, anche con l'uso della violenza. Spesso, anche nel cuore dei discepoli che seguono Gesù, si depositano, e Gesù l'aveva capito bene, deliri di onnipotenza, di conquiste e di gloria. Gesù, esperto in umanità, vuole sradicare dalla mente dei suoi discepoli, dalle loro ambizioni, l'associazione che salda la grandezza con il potere. Per il Signore Gesù, lo ha dimostrato in tutti i suoi fatti, è grande solo chi serve e chi dà la vita per i suoi discepoli, e chi, al contrario, occupa il potere e lo difende ad ogni costo per autoconvincersi che dominare gli altri significa lasciare segni positivi nella storia, si autoriduce, dice Gesù, al ruolo del perdente, del debole, fino a trasformarsi in una consistente quota di veleno per quanti convivono con lui. Vi chiedete, ma non è troppo duro Gesù? A guardare le vicende storiche non sembra che abbia sbagliato, ma al di là
del giudizio storico, anche a noi è dato di toccare con mano che l'essere beato non è una meta che si raggiunge passando per le strade del dominare, del pensarsi sopra gli altri, ma solo del lasciarsi guidare dallo Spirito di Gesù per dare all'amore la forma del servizio. Solo l'amore che serve, dice Gesù, rende grandi su questo mondo. Ed è esattamente ciò che oggi manca in un mondo in cui troppi governanti sono tentati di considerare grande non il servizio a cui sono chiamati, ma la loro persona, il loro prestigio personale e la loro immagine. Fare grande di nuovo l'America, propone con insistenza, con il suo acronimo MAGA, il Presidente degli Stati Uniti. Trump, lo abbiamo capito, non propone che cresca la giustizia, non si impegna perché diventino grandi la solidarietà internazionale, la giustizia, l'uguaglianza, tutti gli abitanti del pianeta. Ciò, e lui lo dice, che deve ritornare grande è la sua America, per rendere immortale il suo imperatore. Il mondo però, lo sperimentiamo tutti i giorni, ha altri desideri e spera che sia la pace che diventa grande, universale, in grado di costruire quella fraternità capace di fermare quella terza guerra mondiale a pezzi in cui siamo immersi. Ma il delirio di governanti senza scrupoli rovescia l'ordine internazionale e chiede che prima di qualsiasi mediazione diplomatica e prima delle legittime trattative parli la forza. Vengano attivate le armi, le bombe e si prepari il dialogo con la violenza. Però non possiamo dimenticare che a bombe speciali seguono però altre bombe, a rappresaglie seguono rappresaglie e ulteriori attacchi che incendiano il mondo e che mandano in frantumi anche la pace a pezzi. Avete sentito? A Cesarea di Filippo Gesù spiega ai suoi discepoli e a noi che ascoltiamo questo Vangelo che solo la non violenza prepara la pace. L'essere beato, dice il Signore a Simon Pietro, passa per l'ascolto dello Spirito Santo che aiuta ogni battezzato a tenere insieme non violenza, servizio, amore e perdono. Lo Spirito Santo ha reso San Pietro grande nell'accogliere, qua sarebbe lungo dirlo, ma lo sappiamo tutti, nell'accogliere la sua fragilità quando tradisce Gesù, nel piangersi, nel piangere e nel pentirsi per quello che aveva fatto. Lo Spirito Santo ha reso Pietro capace di comunione, di fraternità con i compagni di viaggio che il Signore Gesù gli ha donato. Anche per questo motivo oggi lo festeggiamo con Paolo, perché celebrarli insieme, Pietro e Paolo, diventi stimolo e modello per ricordarci che la comunione non è omologazione,
o superiorità dell'uno sull'altro, ma solo e sempre fondata sul coraggio del camminare insieme. Quella piccola è Pietro e Paolo, che li tiene insieme, in realtà è il grande dono dello Spirito, che costruisce la pace a partire dalle nostre differenze e che ci insegna a non cacciare mai chi vicino a noi è presenza scomoda, perché con idee diverse dalle mie. Il Signore Gesù, in questa festa di Pietro e Paolo, ci doni quella pace che per ora sembra smarrita. Caro Gesù, domenica scorsa ero tentato di non pregare più per la pace. Più ti chiediamo il dono della pace, Gesù, e più ci sono guerre. Prima l'Ucraina, poi Gaza con la guerra nella tua terra, poi Israele che attacca l'Iran, e quando ci sentiamo tranquilli, perché il Presidente dell'America aveva detto che non avrebbe fatto niente per 2 settimane. Ecco che gli USA attaccano con bombe speciali l'Iran. Gesù, ma perché i grandi fanno la guerra? Perché i politici dicono le bugie peggio dei bambini e non si accorgono che con i loro ordini di bombardare questo o quel paese fanno piangere donne, uomini, bambini e anziani? Nonna mi ha spiegato bene che non è colpa tua. È proprio perché le guerre aumentano dobbiamo pregare di più. Forse ha ragione lei. Grazie Gesù, perché Pietro e Paolo erano diversi, ma tu hai insegnato loro a stare insieme, in pace. Grazie.